Allora, riprendiamo un po' il tema, Barbara Manfrin, presidente Padova, FIAIP, relativamente alla riqualificazione energetica. Aveva introdotto un aspetto perché il timore di molti è di questa dequalificazione, no, di tantissimi edifici, vabbè, di tutti gli edifici esistenti, perché poi leggendo in giro difficilmente una casa è in A++++, tutto, quindi, oppure se sono nuove, lo diceva anche il presidente, hanno dei valori quasi inaccessibili, insomma. Sì. Però potrebbe essere un qualcosa a vostro svantaggio, perché se a un certo punto la casa viene svenduta, tutti gli immobili vengono svenduti o non vengono locati, non è una cosa così positiva. Oppure bisogna giocare su determinati elementi di rilievo che sono importanti per voi. Leggo solo il messaggio, adesso mi risponde alla domanda. Vista la complessità nella vendita di una casa, forse non sarebbe meglio che fosse obbligatoria la mediazione immobiliare, quindi obbligatorio il vostro intervento, tutela tutti, e se poi la mediazione la si può portare in detrazione fiscale sarebbe il massimo, non credete? Assolutamente sì, ma noi in questo, voglio dire, ci stiamo comunque battendo, e sicuramente poi il Presidente nazionale, anzi mi permetta Elena, io vorrei ringraziare il nostro Presidente nazionale Giambattista Baccarini, perché è veramente sempre nel campo a livello politico e forse è anche l'unico che è sempre presente e sempre attivo e sta veramente lavorando tantissimo nel creare sinergie soprattutto con la politica da destra a sinistra. Questo per noi non ha assolutamente importanza, ma la cosa importante è raggiungere i nostri obiettivi ed e dare importanza a questo settore. Per tornare, quindi lo ringrazio per la presenza di oggi, perché so che era impegnato fino a 10 minuti fa a Montecitorio, per cui grazie ancora Giambattista. E per quanto riguarda invece la domanda che mi faceva, questo assolutamente sì. C'è da dire che noi come agenti immobiliari le nostre principali transazioni le facciamo sull'usato e teniamo conto anche di una cosa: se parliamo del Comune di Padova, per esempio, a fine anno, voglio dire, è stato approvato il nuovo piano regolatore generale, per cui i nuovi piani regolatore generale tendono a ad incentivare la ristrutturazione e quindi a limitare le nuove aree di costruzione. Quindi chi si può permettere il nuovo? Non tutti si possono permettere di acquistare un nuovo perché hanno costi completamente diversi. Non parliamo dell'ultimo periodo in cui con guerra e tutto il resto i prezzi degli immobili sono aumentati molto. Quindi qual è il nostro compito? Sicuramente, voglio dire, di accompagnare, come abbiamo sempre fatto in questi anni, perché per noi abbiamo sempre avuto momenti di crisi, quindi ci siamo sempre in qualche modo, voglio dire, abbiamo sempre cercato di reinventarci. Io credo che il nostro compito come agenti in questo momento sia di cercare di accompagnare il cliente e educarlo nei prossimi al domani, che è il 2030, come si diceva prima con il nostro Presidente, di poterli accompagnare ad un percorso e quindi fargli capire che comunque l'importanza dell'efficientamento, e quindi cercare di fargli capire le cose importanti e cercare in questo momento di diciamo assistere anche noi agenti immobiliari, quindi formarli nei giusti consigli all'utente, voglio dire, che arriva in agenzia. Certo, ecco, prima di passare la parola anche al Presidente regionale, Presidente nazionale, volevo chiederle ancora una cosa. Lei appunto viene da un incontro a Montecitorio. A questo proposito ci sono delle novità, qualcosa che bolle in pentola, per semplificare al massimo, che riguarda il vostro settore? Ma allora, la cosa più importante che ho ricevuto stamattina dal MEF, la notizia che è l'accesso online alla planimetria catastale, che è un provvedimento che abbiamo ottenuto dopo una serie di mesi e mesi di lavoro con lo scorso anno, però il servizio non è mai stato attivato. C'è la possibilità per gli agenti immobiliari di direttamente online di poter stampare e visionare le planimetrie catastali. Dal 10 al 15 giugno sarà attivato. Ci avevano dato come prima indicazione dal 1° maggio, cioè da oggi, che è il 2, però ci sono state delle problematiche, ma ci hanno garantito che dal 10 al 15 giugno sarà attivo il servizio. Quello che invece a livello politico, quello che mi chiedeva, ero in audizione sul tema degli incentivi fiscali edilizi, perché come lei saprà c'è stato
un ridimensionamento sullo sconto in fattura, cioè con il DL 11 del 2023 hanno tolto fondamentalmente lo sconto in fattura, cioè la possibilità per il cittadino di non tirare fuori soldi quando va a ristrutturarsi la casa, ma di cedere, diciamo, il credito all'impresa che a sua volta la cede alla banca, e quindi c'è uno sconto diretto, diciamo, dinanzi all'impresa per il cittadino. Ecco, questa possibilità per noi, come dire, quando dico per noi non dico solo per gli agenti immobiliari, ma per la comunità, non è un elemento positivo, e quindi abbiamo marcato questa evidenza e abbiamo proposto che diciamo, lo sconto in fattura rimanga per tutti quegli interventi, per tutti quei lavori che determinano un reale risparmio energetico, quindi associare lo strumento, la leva dello sconto in fattura al kilowattora risparmiato, facendo degli esempi concreti come il termocappotto piuttosto che una sostituzione di una caldaia molto vecchia tipo a gasolio degli anni 50. Questo, diciamo, è stata la giornata di oggi. Ci tenevo però, se posso, nella domanda di prima, visto che credo sia un cittadino che abbia fatto la domanda, è chiaro che se a noi chiede se fosse l'ideale la mediazione obbligatoria, è chiaro che saremmo tutti contenti noi agenti immobiliari, però io voglio lanciare una provocazione, così come noi stiamo contestando l'obbligatorietà diciamo, di efficientare energeticamente le nostre case. Secondo me noi dobbiamo ragionare più non tanto sul rendere obbligatorio un servizio, perché tutto ciò che è obbligatorio, come dire, viene visto dal cittadino, ma noi per primi, non in maniera così sempre, come dire, positiva, ma qualcosa che ci viene calato dall'alto, imposto. Io credo che noi dobbiamo lavorare, ma lo diceva benissimo prima il Presidente Torresan e la Presidente Manprin, sulla professionalità, cioè sull'erogare un servizio di elevata qualità, e tramite l'UNI lo stiamo facendo, tramite una prassi di riferimento che sta diventando norma UNI proprio in queste settimane, dove, come dire, diamo come servizio reale al cittadino, lo aiutiamo a comprare e vendere casa al giusto prezzo e senza problemi a livello documentale. Dando questo servizio reale al cittadino, credo che, come dire, diventerà e sarà percepito dal cittadino come un investimento desiderato, voluto, e non un obbligo che, come dicevo prima, spesso non viene, gli obblighi non piacciono a nessuno fondamentalmente. L'altra cosa sulla mediazione, ci tengo, sulla detraibilità della mediazione abbiamo presentato in legge di bilancio anche quest'anno la possibilità per i cittadini di detrarsi il totale dell'ammontare provvigionale della fattura della provvigione, sia per l'acquisto sia per la vendita e anche per la locazione. Quindi purtroppo in legge di bilancio è stato il maxi emendamento, non è stato recepito, però ecco, ci stiamo lavorando, ma insisteremo anche su questa direzione. Quindi ci terrete aggiornati da questo punto di vista, che è estremamente importante, Presidente. Grazie. Ho provato a vendere la mia casa da sola e non vi dico quali problemi, solo per trovare i documenti necessari. Ho dato tutto in agenzia e mi sono liberato di un problema enorme. Già, infatti, proprio un problema enorme, che non dovrebbe essere un problema, però in Italia è molto molto complesso. Presidente regionale, coniugando nel territorio, per cui qual è la competenza anche di carattere normativo nel vostro ambito, anche nel settore energetico, per quel che riguarda la Regione Veneto? Ci sono delle differenze oppure vale una legge nazionale? Ci possono essere dei distinguo? Ma in questo momento vale una legge nazionale per tutti, una legge che ancora dobbiamo capire bene come procederà, come abbiamo sentito dal nostro Presidente nazionale, per cui noi ci dobbiamo adeguare per forza alla legge nazionale. Poi ci saranno sicuramente dei territori dove hanno già delle leggi loro regolamentate, probabilmente loro potrebbero avere qualcosa di diverso, ma ad oggi la legge e la direzione europea è quella che coinvolge tutto il Paese a livello nazionale, sotto questo punto di vista. Ecco, circolavano voci, chiedo a lei conferma, poi se vuole intervenire in questo punto di vista anche il Presidente nazionale o la Presidente Manprin, relativamente che la sanzione, quindi diventava una norma perfetta, la sanzione era l'impossibilità di alienare l'immobile qualora non ci fosse successivamente gli adeguamenti normativi energetici, o l'impossibilità di darlo in locazione, il che ovviamente desta ovviamente un po' di preoccupazione. Secondo voi potrebbe destarlo oppure no? Chiedo tutti voi tre gli interventi, prima lei a livello regionale, poi magari a livello nazionale, se anche questo punto di vista è un punto che viene preso in considerazione per dialogare col governo. Prego, Presidente regionale. Allora, come ha detto il Presidente nazionale prima, noi vogliamo siamo contrari all'obbligatorietà che venga imposta questa, quindi che sia il venditore, l'acquirente o darlo prima in locazione, siamo contrari a questo, alla modalità.
quindi ha l'obbligo di farlo prima di vendere, prima di acquistare. Vedremo cosa dirà poi la direttiva europea, perché adesso si sta discutendo così. Quello che io ci tengo a comunicare, che anche oggi, al di là di quello che ci sarà, verrà proposto come legge, anche oggi chiunque va a acquistare un immobile, se è un immobile vetusto, vecchio, comunque viene col suo architetto, col suo geometra di fiducia, col suo ingegnere, con la sua impresa di fiducia, cerca di farsi già un preventivo per la ristrutturazione dell'immobile, vede già oltre a questo, per cui io non sono spaventato tanto da questa cosa qui. Sicuramente più ci avvicineremo, se questa diventerà legge, al 2030 o 2033. Sto leggendo articoli anche sui giornali, immobili vecchi andranno incontro a una svalutazione e tutte queste cose qui, ma l'utente che si avvicina a acquistare un immobile vetusto sta già affrontando questo qui, quindi sicuramente vedremo poi, per dire come agire, dobbiamo aspettare a vedere cosa dirà veramente la legge. Chiaro. Presidente Nazionale, chiedo due parole su questo tema, poi la posso anche lasciare scappare, so che ha degli impegni. Ma guardi, qui ci tengo tantissimo perché noi la direttiva la seguiamo dagli inizi. Come diceva prima la Presidente Van Prien, abbiamo un'interlocuzione diretta a livello governativo ma anche a livello di Commissione Europea e quindi nel 2021, a fine 2021 si paventava quello che diceva lei, cioè qualora non si fossero rispettati gli standard minimi energetici prefissati dalla direttiva europea, ci sarebbe stato il divieto di vendere o affittare l'immobile, chiamiamolo energivoro, cioè che non avesse quelle classi energetiche imposte dall'Europa. Però noi come FIAIP siamo usciti in maniera molto importante a livello mediatico sulle principali reti nazionali, con comunicati stampa, con delle pressioni quindi sia a livello politico che mediatico, e non siamo stati soli, anche Confedilizia e altre realtà, ma abbiamo scongiurato, quindi oggi possiamo comunicare a tutti i colleghi agenti immobiliari, a tutti i cittadini che ci ascoltano, che assolutamente nell'attuale impostazione europea, che ormai è arrivata alle fasi finali della direttiva, non c'è nessun divieto di vendere o affittare immobili qualora non raggiungessero quelle classi energetiche che l'Europa ci dice che dovranno raggiungere. Questo è una cosa importante. Le sanzioni saranno stabilite da ogni singolo Stato membro qualora decidano di inserirle, quindi potrebbero anche paradossalmente non inserire le sanzioni. Quindi questa è una cosa su cui ci siamo battuti ed credo sia molto importante anche per dare serenità e tranquillità appunto ai cittadini. E sono d'accordo con quello che diceva il Presidente Torresan prima, cioè è chiaro che le persone quando vanno a ristrutturare un immobile, a comprare un immobile usato, non lo vogliono mantenere in quello stato, cioè vogliono migliorarlo, quindi al di là, ecco perché oggi in audizione abbiamo detto che gli incentivi fiscali casa devono essere mantenuti, è molto importante che ci sia una previsione almeno a 5 anni perché tutti noi dobbiamo avere un minimo di programmazione e deve essere consentito per le spese più importanti, più grandi, che determinano maggiore risparmio energetico, una detraibilità in 10 anni per dare margine alla capienza fiscale, ma soprattutto consentire, diciamo, agli stessi di poter attingere appunto a questi finanziamenti legati ai bonus fiscali, perché quelli sono quelli che ci consentono realmente, tramite soprattutto lo sconto in fattura, di poter migliorare le nostre case anche a livello energetico. Grazie mille Presidente. Allora, noi intanto la lasciamo, sappiamo che ha tantissimi impegni, la ringraziamo tantissimo per aver partecipato, per averci anche aiutato a comprendere meglio e fatto delle precisazioni direttamente dalla sua posizione che è strettamente adiacente a quello che accade e che viene deciso a livello governativo. Quindi auspichiamo che in virtù della presenza qui di FIAIP Padova possa ancora intervenire e partecipare. Grazie. Grazie a voi, voglio ringraziare io i presidenti Torresan e Van Prien per tutto il lavoro che svolgono per la federazione. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Allora, prima di continuare questo discorso, io direi andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme in studio, do la parola appunto alla Presidente Van Prien, così precisa anche alcuni aspetti. Tra poco.